Cioè, come va dichiarata lo stato d'emergenza, voglio solo ricordarvi che praticamente sono 4 mesi che non piove più in maniera seria. E i danni li vediamo nell'agricoltura, li vediamo nei nostri invasi e quindi è fondamentale che il governo qui dichiari lo stato d'emergenza perché comunque è necessario per far fronte a quello che sono i danni che tutti i cittadini hanno subito. La pioggia debole di queste ore non deve trarre in inganno, il Veneto continua ad avere sete come mai è avvenuto nella storia recente. Per questo nella settimana in cui ha dichiarato tramite ordinanza lo stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, Luca Zaia torna a chiedere ufficialmente al governo di fare la sua parte, proclamando lo stato di emergenza nazionale, l'unico modo per affrontare la criticità con poteri e risorse dedicate. Ma a organizzarsi sono anche i sindaci del territorio tra possibili ordinanze e campagne di sensibilizzazione. A Spresiano il primo cittadino Marco Della Pietra si incontrerà lunedì con i tecnici per valutare delle azioni specifiche. Il tema è delicato, dice, riguarda le famiglie ma anche gli operatori economici. Di informazione con le scuole parla il collega di Preganziol Paolo Galeano, intenzionato a concentrarsi sulle zone di campagna. A Conegliano, come già annunciato, Fabio Chies invierà delle lettere alle famiglie contro lo spreco idrico. Possiamo pensare a delle linee guida, poi in realtà ogni territorio ha delle caratteristiche, quindi è difficile uniformare nel territorio, però io mi affido alla sensibilità dei sindaci. Il sindaco è chiamato a difendere la sua comunità e quindi i sindaci sono sempre legittimati con le ordinanze, poi non entro nello specifico delle singole ordinanze, qualcuna può essere assolutamente azzeccata, qualcun'altra magari un po' di meno, però ho il massimo rispetto di quello che fanno i sindaci. Se i mezzi adottati possono essere diversi, l'obiettivo per tutti è uno solo. L'acqua non va sprecata mai, men che meno in situazioni particolarmente critiche come queste, dove c'è proprio carenza di acqua sia nei bacini montani che in quelli di pianura. Quindi l'appello che faccio ai cittadini, al di là delle ordinanze che può fare un sindaco, ma in questo momento non sono previste, è quelle di fare massima attenzione agli sprechi sempre. Il tema della risorsa idrica è un bene che non è illimitato, quindi se ognuno di noi fa anche attenzione a questo non farebbe male.